Ecco, su questo dibattito bisogna essere sufficientemente seri, nel senso di non creare l'alibi che oggi la cultura possa risolvere i problemi dell'economia. Noi dobbiamo, soprattutto in Veneto, essere molto radicati a quello che sono i nostri core business, il settore primario, il sistema produttivo e il manifatturiero. Su questo però bisogna avere il coraggio, anche la fantasia di declinare anche la cultura, farlo diventare un fattore di sviluppo, interrompendo quel concetto di cultura fruibile solo da chi ha anche una preparazione di un certo tipo, quindi in grado di comprendere il valore, ma farlo diventare uno degli elementi che assieme alla produzione sia uno dei fattori che gli interlocutori esterni, compresi gli investitori, lo ritengono importante. Cito solo un caso: la scelta di un imprenditore straniero, soprattutto di investire nella nostra realtà, si basa su alcuni valori tradizionali come la nostra capacità di produzione, la produttività dei nostri lavoratori, la vocazione al risparmio, però si basa anche sempre di più in un ambiente in cui la cultura, il benessere, i servizi siano avanzati. Ecco, in questo senso noi dobbiamo avere il coraggio di inserire la cultura come fattore economico di produzione e di sviluppo.